Giuseppe Pam ha al via il Festival dell'Agricoltura, l'agricoltura è sempre più importante nei territori. Sì, abbiamo voluto quest'anno a portare all'interno di questo importante Festival Show dell'agricoltura che viene fatto alle Padovanelle qui a Padova anche il nostro Festival delle DOP, quindi dei nostri consorzi di eccellenza, sia per quanto riguarda i formaggi, i prodotti ortofrutticoli, gli asparagi, le ciliegie, le fragole, ma anche naturalmente le nostre DOC di OCG del vino più importanti per dimostrare ai veneti e a coloro, alle famiglie, alle massaie soprattutto che comunque i prodotti veneti sono prodotti certificati con marchi di qualità, ad esempio quello della Regione Veneto, marchio QV, qualità verificata, e che sono prodotti più salubri e soprattutto se li comprate danno un reddito ai nostri apprenditori agricoli. Infatti l'agricoltura è quello che tiene su il territorio e il PIL. Guardi, in Veneto ci sono 84.400 imprese agricole, se nessuno lo sa, che danno 6 miliardi di prodotto lordo vendibile alla regione che insieme all'agroalimentare ne dà altrettanti 6 e quindi sicuramente se mettiamo tutto l'indotto della meccanizzazione dell'artigianato che lavora intorno all'agricoltura diciamo che forse un terzo dell'economia di questa regione è legato al primario, quindi sicuramente dimostrare quello che sappiamo fare e che naturalmente va nel senso appunto della qualità dei prodotti certificati che noi mettiamo in campo, fa capire alla gente che bisogna dire comprate Veneto, comprate prodotti a chilometro zero certificati veneti, perché così manteniamo questo importante settore che ultimamente è compresso da una globalizzazione sempre più spinta e da importazioni dall'estero di cui non sappiamo neanche come vengono coltivati di dubbia provenienza. La regione fa di tutto per aiutare gli agricoltori, però tanto ci vuole ancora da parte del governo perché gli agricoltori sono un po' penalizzati. Beh, guardi, noi abbiamo messo in campo il piano di sviluppo rurale negli ultimi mesi e quindi diamo soprattutto nei comparti degli investimenti, dell'innovazione agricola molti finanziamenti che sono finanziamenti europei, semi-statali e regionali. Abbiamo messo in campo anche tutti i pagamenti della PAC che qui l'Italia e il governo hanno messo in ginocchio gli agricoltori nell'ultimo periodo, quindi abbiamo fatto un forte sforzo nelle anticipazioni e adesso stiamo pagando anche i saldi. È chiaro che la difesa dell'agricoltura non solo veneta ma nazionale passa attraverso i marchi di qualità naturalmente come quelli marchio Made in Veneto o Made in Italy che purtroppo nelle commissioni europee ci bocciano continuamente, quindi non ci vuole uno sforzo maggiore da parte del governo non solo negli altri settori ma bisogna sapere anche battere i pugni sui tavoli europei.